L'ABS, cosa vi posso dire non sapete già sull'ABS? Probabilmente niente, l'avete sperimentato su buona parte della gamma. Questa per noi è una vecchia conoscenza, è un sistema a due canali separati Continental installato su buona parte dei prodotti del nostro gruppo, ovviamente intonato alle caratteristiche sportive di SRV. In particolare fatto in modo da esaltare la forte potenza frenante sull'anteriore garantita dal doppio disco da 300 mm morso da pinze Brembo serie oro, e un posteriore di stampo motociclistico che quindi viene usato più per stabilizzare la moto che per una vera e propria frenata d'emergenza, anche in virtù della ottima distribuzione dei pesi del veicolo che si allontana un po' da quella degli scooter, quindi abbiamo una distribuzione pesi 50-50 circa, e quindi è opportuno sfruttare la potenza frenante anteriore per sfruttare tutto il trasferimento di carico. È un sistema compatto, comunque il peso aggiuntivo della versione ABS ATC rispetto al veicolo se non dotato di questi sistemi di sicurezza è soltanto 1 chilo in più. Molto brevemente come funziona un sistema ABS o come funziona in generale un pneumatico, ci tornerà utile dopo per capire anche come funziona l'ASR. Un pneumatico per generare qualsiasi tipo di forza, quindi sia essa una forza laterale o una forza longitudinale, ha bisogno di slittare. Noi non ce ne accorgiamo normalmente che slitti, ce ne accorgiamo quando slitta troppo, però comunque esiste questa grandezza chiamata slittamento, slip all'inglese, per cui la forza erogata dal pneumatico è ottimale in un certo intervallo di valore di questo slittamento, che è in pratica quanto la ruota va più piano o più velocemente rispetto alla velocità di avanzamento del veicolo. Questo range ottimale su asfalto asciutto è intorno al 12-14%, e tutti quanti i sistemi di controllo, quindi l'ABS oppure il controllo di trazione, che non è, di fatto è un ABS al contrario, sfrutta un altro tipo di attuatore che non è più il freno ma il motore, cercano di mantenere la zona di lavoro del pneumatico nell'intorno del picco di forza esplicabile dal pneumatico stesso. Il problema grosso è che vabbè, un pilota professionista può cercare di raggiungere questo massimo, cioè trovare lo slittamento ottimale in tutte quante le condizioni. Il problema è che appena superata la condizione di ottimo, la dinamica del pneumatico diventa velocemente instabile, quindi si arriva facilmente al bloccaggio oppure a una perdita di stabilità sul posteriore. Il vantaggio dei sistemi elettronici è che possono regolare in maniera molto più veloce, soprattutto adattarsi molto più velocemente a un cambio di asfalto oppure a una buca, una striscia bagnata verniciata, una rotaia insidiosa, e quindi garantire la sicurezza in ogni situazione. Questo è un grafico più o meno di come funziona il sistema ABS, che è un sistema, un controllista lo chiamerebbe di tipo bang bang, cioè un mordi e fuggi, quindi il pilota applica la massima forza frenante senza preoccuparsi di regolare, perché c'è il sistema che evita il bloccaggio. Si vede che qui ad esempio si vede la ruota anteriore che cerca di decelerare molto di più rispetto al veicolo, il sistema se ne accorge, rilascia potenza frenante, rilascia coppia frenante per poi ridarla e mantenere questo classico andamento un po' frastagliato, che però non viene percepito come un'oscillazione dal pilota se non per la lieve vibrazione delle leve. Quindi è un intervento a frequenza molto alta che dà sicurezza e non disturbo. Diciamo un po' la chicca derivata dall'esperienza delle corse e degli altri veicoli del gruppo, il sistema di controllo di trazione, Aprilia Traction Control. L'ABS in questo caso fa da grande comunicatore, cioè raccoglie i segnali provenienti dalle due velocità di ruota, li manda nel caso di SRV a un'altra centralina che fa da traduttore di queste informazioni verso la centralina motore, che le prende questi segnali, identifica quello che dicevamo prima, cioè lo slittamento della ruota, in particolare del posteriore, per regolare sulla base di essa la coppia erogata dal motore. Quindi
vediamo un breve esempio di come funziona, questo nel caso ad esempio di una brusca apertura di gas in percorrenza di curva. Quindi diciamo una velocità classica di una rotonda presa su un asfalto scivoloso, un 0,7 che significa normalmente un asfalto con aderenza intorno a 1. Diciamo, su strada normale non esiste uno teorico, un po' umido, una rotonda un po' umida, siamo su questi livelli qui. Quindi il pilota si porta alla massima inclinazione, alla massima piega consentita per quel tipo di aderenza, cioè beh, tanto io ho il controllo di trazione, spalanca il gas bruscamente e quello che si vede, quindi questa è la richiesta, la nera è la richiesta di coppia del pilota, si vede che apre il gas. E qui si vede subito cosa succede, cioè la ruota posteriore accelera molto di più rispetto all'anteriore. Questa è la famosa grandezza slittamento che ha un picco rispetto al livello ottimale che dicevamo prima, che è questa curva verde, che viene chiamato lo slittamento di target, cioè l'obiettivo che il sistema cerca di inseguire. Cosa fa il sistema a quel punto? Vede, la coppia richiesta dal pilota è eccessiva per le condizioni, vede uno slittamento, reagisce immediatamente togliendo una determinata quantità di coppia ben calibrata tramite una riduzione dell'anticipo di accensione oppure in casi estremi anche tagliando proprio l'erogazione del carburante, e togliendo questa coppia riesce a riportare lo slittamento di ruota intorno al valore ottimale. Queste sono operazioni che durano una frazione di secondo, quindi 1-2 decimi riesce a risolvere la situazione potenzialmente pericolosa. Poi si vede man mano che ad esempio il pilota diminuisce l'angolo di piega, quindi aumenta l'aderenza disponibile per avere spinta in avanti, il sistema inizia a ridare coppia per poi ritoglierla gradualmente man mano che il pilota cambia angolo di piega. Si vede che comunque il sistema riesce a mantenere lo slittamento del pneumatico intorno al valore ottimale. Lo stesso quando si va poi in uscita di curva, quindi l'angolo di piega diminuisce, il sistema lo stesso ridà coppia per avvicinarsi alla richiesta del pilota. Eventualmente, qualora qui resta attaccato perfettamente all'obiettivo, qualora fosse andato al di sotto, quindi non ci fosse stato più bisogno del controllo di trazione, sarebbe uscito dal controllore e quindi dato piena libertà al pilota. Come dicevamo prima, è un veicolo così sportivo potrebbe essere magari un po' limitato da una singola mappatura che deve andare bene per tutti i tipi di asfalto, per tutti i tipi di condizioni, quindi magari per l'utente più sportivo potrebbe dare un minimo di limitazione in caso di guida molto sportiva, arrembante in strade ad alta aderenza o in pista ad esempio. Quindi su SRV, al contrario degli altri scooter del gruppo Piaggio che implementano un sistema abbastanza simile, è stata aggiunta una seconda mappatura, quindi una mappatura sportiva, che permette di cambiare il livello di slittamento obiettivo anche in funzione dell'apertura del gas. Quindi nella configurazione normale lo slittamento obiettivo segue la velocità, quindi man mano che la velocità del veicolo aumenta il sistema diventa normalmente più conservativo, anche perché la spinta che è in grado di esplicare il veicolo diminuisce. Nella modalità sport a questa dipendenza della velocità si aggiunge una dipendenza dalla manetta, quindi è il guidatore stesso che decide tramite il gas qual è lo slittamento che accetta. Quindi dando più gas riesce a gestire meglio lo scivolamento eventuale della ruota posteriore, però sempre rimanendo in condizioni di piena sicurezza. In cosa si traduce questa variazione negli obiettivi? Quindi banalmente, qui dove vedevamo lo slittamento che segue il target, gli slittamenti medi in modalità sport rispetto alla standard a parità di manovra si alzano, anche la parte di slittamento concesso inizialmente è un po' più ampia, un po' più alto lo slittamento, un po' più estesa nel tempo, quindi magari senti il veicolo che scivola leggerissimamente, però allo stesso modo riesce, in ogni caso sia in sport così come in standard, a regolare sull'obiettivo dando comunque una grande sensazione di sicurezza, ma senza limitare assolutamente le prestazioni.
Infatti quello che si vede da un confronto dell'andamento delle velocità nella solita uscita di curva in sport e standard, si vede in sport si riesce a guadagnare anche un 10% di velocità e quindi di accelerazione. Quindi molta più libertà al pilota restando in condizioni di sicurezza. E parlavamo delle due modalità, questa è una breve spiegazione, poi vi lascio alla prova che è la cosa più importante. C'è un pulsante in prossimità della manopola destra che permette, spostando il selettore verso destra, anche di disinserire totalmente il sistema nel caso di guida su asfalto, su strade conosciute, pista, o in caso uno magari resta impantanato nella sabbia, in quelle condizioni potrebbe essere utile disinserire il sistema di controllo, oppure spostandola a destra selezionare la modalità sport. Il sistema per questioni di sicurezza in caso di chiave off si riporta sempre nella condizione più conservativa, quindi mappatura normal anche se era stato deselezionato in precedenza. Basta, sono qui per qualsiasi domanda, magari dopo la prova forse avrete più curiosità o meno perché non avete più bisogno di sapere nulla.